Buongiorno a tutti, oggi è lunedì, aspetta che vedo nel messaggero perché qua 11, 13. 13, ecco Marco reduce da Friuli Ciao. Do, Zendà e che ha detto mi vado via perché oggi sul giornale è scritto anche che veramente è scritto che, no può venire, signora, può venire. Può venire, può Tanto è il venire, contrario, signora. no, Marco è scritto, vedi adesso Grazie. noi perché noi siamo qua in diretta, quelli delle 7:20 e noi leggiamo la cronaca perché qua dice, ma non per far polemica, perché non è questione di polemica, è questione di realtà. Bisogna girare la pagina. Per girare la pagina, ecco, qua è scritto, vedi, nessun assembramento Friuli Do, promosso operatori soddisfatti, un megadito non arrivavo neanche a camminare. Allora dipende da cosa intendono assembramento, ma siamo qui con gli amici, eccoli qua, c'è sempre Vincenzo, Salve, buongiorno. Buongiorno a tutti. la signora che, siccome vedi come nascono un po' le storielle, perché le barzellette in verità sono delle piccole verità. E Vincenzo, E Vincenzo ci arriva. all'inizio Ci di arriva. ottobre andrà a trovare i suoi parenti in quel di Reggio Calabria, quindi e ha detto voglio andare in treno, vero? Certo, Voglio andare in treno, quindi cuccetta eccetera. E viene la barzellettina di questa treno che facciamo da Udine-Roma, allora c'era un de Udine, un po' di gente, e c'era a un certo punto in questa cuccetta lì c'erano due persone, tre, no? E c'era anche una ragazza. Allora questo furlan a un certo punto, dopo un po', comincia il treno, tu, le viene un colpetto di sonno, si riesce ad addormentare, a un certo punto la ragazza di fronte prende il violino e comincia scusa, sto riposando, ma mi scusi tanto, però siccome sto per avere un esame, sto andando a Roma per avere un esame e volevo allenarmi, ecco capito, ma insomma, dai. Un po' il treno continua ad andare, questo qua il furlan, questo qua prende il violino, ma diavolo, scusa, sto riposando, scusi, ma sa, ho un esame a Roma di violino e a lei volevo allenarmi intanto che il treno arriva a Roma, capito? Va dai, via. Insomma così, arriviamo verso vicino Roma, notte, cuccetta, giù, mette la cuccetta, a un certo punto il furlan si spoglia, va vicino alla ragazza, ma cosa sto facendo? No, siccome forse a Roma faccio l'amore, posso allenarmi un momentino? E nascono un po' così. Un saluto da quelli delle 7:20. Allora, se ti capita, la violinista, Occhio. ma anche se una non suona. Mi esercito. Ciao. Ciao.